Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È in corso una vasta operazione della Guardia di Finanza di Locri, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. Sono stati sequestrati beni per circa 20 milioni di euro. Le operazioni sono in esecuzione in 4 regioni d'Italia: Calabria, Lazio, Piemonte e Campania, e stanno impegnando oltre 100 militari. Sono state concluse nella notte le indagini visive e le operazioni sui campioni prelevati sul relitto trovato nei fondelli marini di Cetraro dalla nave Mare Oceano, l'imbarcazione inviata dal governo. Il nome della nave, che potrebbe essere il Cagliari, un piroscafo affondato durante l'ultima guerra mondiale, verrà diffuso domani mattina in una conferenza stampa che si terrà nella sede della Direzione Nazionale Antimafia a Roma. Adesso sui quotidiani nazionali si parla della nave dei veleni come di una grande bufala. Così la descrive il giornale.it, fornendoci almeno 3 certezze. Nel mare di Cetraro non c'è la Kunsky, fino a 300 metri di profondità non ci sono radiazioni, e tutta questa agitazione si poteva risparmiare fin dall'inizio se si fosse tenuto conto che la rivelazione arrivava da un pentito che le spara grosse. La polizia di Crotone ha eseguito 8 perquisizioni domiciliari nei confronti di 3 cittadini italiani e 5 iracheni per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini condotte dalla Digos hanno evidenziato come gli indagati avevano fatto entrare illecitamente in Italia molte persone che poi venivano ridistribuiti in Europa. Sono partite ufficialmente con l'incontro con il ministro per lo sviluppo economico Scajola le zone franche urbane nella città di Crotone, Lamezia e Rossano, per cui ci saranno a disposizione inizialmente 13 milioni di euro. I finanziamenti sono rivolti allo sviluppo economico di zone urbane a forte degrado sociale. La scuola di magistratura torna a Catanzaro. Si tratta della terza struttura di alta formazione che era stata destinata al capoluogo di regione dall'ex ministro Roberto Castelli e poi messa in discussione con l'intenzione di dirottarla a Benevento. La rassicurazione è stata data al sindaco Rosario Livo in un incontro con il ministro della giustizia Angelino Alfano. È stato presentato ieri mattina a Isola Caporizzuto il report annuale della Caritas Emigrantes per il quadriennio 2004-2008. Dai dati emersi risulta che c'è stato un aumento del 243% degli immigrati che hanno deciso di restare in Calabria, che si dimostra sempre più terra di accoglienza. Tra i falsi miti smentiti dalla logica dei numeri, il binomio spesso fatto tra immigrazione e delinquenza. Sono 110 gli utenti che hanno frequentato dalla sua apertura a marzo l'Internet Point organizzato a Crotone dalla cooperativa Agora Croton. Il servizio è stato proposto soprattutto per gli immigrati per avere la possibilità di contattare le loro famiglie di origine. I risultati sono stati illustrati in una conferenza stampa da Pino De Lucia, presidente dell'Agora Croton, Emanuele Graziani, responsabile dell'Infopoint, e dall'assessore provinciale alle politiche sociali Salvatore Pane. Il quanto più del come, le politiche industriali nel sud dagli anni 90 ad oggi. Questo è il titolo del libro a cura di Bruno Vitali e Giovanna Petrasso presentato all'Unical, in cui è ripercorsa la storia dell'economia calabrese negli ultimi 20 anni. Ne hanno discusso con gli autori Pietro Fantozzi, direttore del Dipartimento di Sociologia, Guirino D'Ignazio, presidente della Facoltà di Scienze Politiche, Ciro Bacci, segretario provinciale FIM CISL di Cosenza.